Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con il sindaco, bentornato al sindaco di Catania Trantino. Grazie, buon pomeriggio. Lei è stato recentemente a Torino per una riunione dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e torna con un incarico importante, la delega alle infrastrutture dei comuni italiani. Complimenti sindaco, ma questo vuol dire che la vedremo di meno qua in città, a Catania? Spero di no. Non ho neanche dato notizia di questo incarico perché devo prima capire quant'è il tempo che assorbirà e nello stesso tempo qual è il concreto risultato che potrò ottenere. In effetti, così come sembra dettagliata, io dovrei rappresentare tutti i sindaci d'Italia in quel comparto delle infrastrutture e dei lavori pubblici. Vedremo in corso d'opera, perché altrimenti se la raccontiamo così sembra solo che sia una medaglietta che mi sto appendendo al petto e non mi interessano. Va bene, però è un incarico importante. Sì, assolutamente, è un incarico prestigioso, assolutamente è il riconoscimento del ruolo che hanno attribuito a Catania, prima ancora che al suo sindaco, e questo è significativo. Davvero, buon lavoro e ancora complimenti per questo. Intanto è stato inaugurato a Catania il nuovo centro di ingegneria che punta così alla transizione energetica e all'innovazione sostenibile. Lei sarà soddisfatta anche di questo, no? Assolutamente, è un gruppo industriale molto importante che soprattutto si muove sul campo della sostenibilità e che dimostra ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, di quanto la nostra zona industriale sia attrattiva per quell'insieme di attori che ha messo tutti in raccordo, in connessione e che sempre più attirano, fanno da polo magnetico rispetto ad altri interessi industriali. Abbiamo noi sempre più manifestazioni da parte di gente che vuole, da parte di imprenditori che vogliono venire a insediarsi, e questo per noi significa soprattutto investimento sui nostri giovani che hanno sempre maggiori prospettive di crescita professionale nel nostro territorio. Grazie. AMTS fine mandato per il presidente Bellavia, l'abbiamo intervistato nel telegiornale al TG Sicilia. È tempo di bilancio, intanto quello finanziario mi pare sia molto positivo. Assolutamente, ha compiuto un lavoro straordinario il presidente Bellavia, ha preso una società che aveva un forte deficit, l'ha portata mi pare a 3 milioni di utili e soprattutto ha dato un'impronta un po' più manageriale, ha predisposto anche il nuovo contratto di servizio con cui dovremmo estendere di oltre 800.000 chilometri il numero la distanza percorsa ogni giorno dai mezzi. 800.000 km? Sì, e questo significa uno sforzo nel segno di quella mobilità sostenibile che più volte abbiamo auspicato. Quindi ancora una volta grazie al Presidente, nonché amico avvocato Giacomo Bellavia, perché ha compiuto assieme al resto della compagine un lavoro veramente degno di nota. Però infatti l'abbiamo anche salutato e ringraziato, ma sindaco, l'impressione sbaglia, non c'entra niente, ma si è intensificato il traffico automobilistico, di macchine ultimamente, in questi ultimi giorni. Lei ha, come dire... Qualcuno mi dice che è diminuito. È diminuito? Però stiamo parlando di sensazioni, non abbiamo dati scientifici, potrebbe essere aumentato, potrebbe essere diminuito. Forse con Natale alle porte... Sarà inevitabile, ecco. Sarà inevitabile, poi faremo un dovuto richiamo a tutti quanti perché c'è sempre meno bisogno di macchine, basta. Lasciate le macchine nei parcheggi scambiatori, prendete i mezzi pubblici e così farete un bene a voi stessi oltre che ai cittadini, ma soprattutto imparerete camminando ad apprezzare scorci di Catania che forse finora avete ignorato, ed è quello che spesso mi dicono coloro i quali imparano il piacere di camminare a piedi, di percorrerla camminando e comprendere pertanto quante opportunità offre, oltre che chiaramente una questione cardiovascolare perché camminare fa bene al cuore. I parcheggi scambiatori sono la prima il passaggio, diciamo. Tant'è vero che sotto Natale stiamo noi intensificando lo sforzo per aprire almeno informalmente, significa anche a titolo gratuito, una parte del nuovo parcheggio Sanzio, in modo da consentire ai tanti catanesi che vogliono andare a fare compere nel centro, ma anche in quelle zone, via Gabriele D'Annunzio, via Vittorio Veneto, Corso Italia, di poterci andare grazie a una passeggiata di pochi minuti a piedi o, nel caso in cui non si abbia la forza per farlo, prendendo gli autobus, i nostri BRT che permettono un accesso agevole. Quando lo aprite questo? Stiamo vedendo, perché non era previsto, è stata un'iniziativa che l'altro ieri con l'assessore Parisi
Gino Epaminonda, che è il nostro tecnico, abbiamo cominciato a considerare, perché diventa per noi un ottimo sfogo. Buono, buono, questo lo seguiremo anche noi naturalmente. Isole ecologiche, Catania fa cinquina, abbiamo detto anche al telegiornale oggi, in mattinata è stato aperto il centro di raccolta di via Patanè Romeo, l'obiettivo è di alzare naturalmente innanzitutto il livello di differenziata, che attualmente, se non sbaglio, è intorno al 37%, sì, assolutamente, e ridurre le sacche di inciviltà, diciamo. Di degrado, diciamo così. È uno sforzo, peraltro devo dire che quel che mi piace rimarcare anche in questo caso è l'approccio manageriale. La interrompo un attimo perché le faccio vedere il servizio che abbiamo mandato in onda e che gli ascoltatori di Telecorno non hanno ancora visto. Prego. E sono 5. Il comune di Catania accelera sul fronte rifiuti ed apre un'altra isola ecologica, questa volta nel terzo municipio. Un centro di raccolta che i residenti di via Patanè Romeo e dintorni, al momento della scelta, non vedevano di buon occhio, ma che probabilmente dovranno rivedersi anche per la comodità di avere sotto casa un'organizzata struttura e per di più circondata dal verde. La nuova isola ecologica, ampia 4.000 m², contiene diverse aree di deposito con scarrabili e contenitori capaci di accogliere ogni tipologia di rifiuto. L'obiettivo è quello di alzare la soglia della differenziata, che si attesta al 37%, e al tempo stesso di combattere le sacche di inciviltà. Basta avere alibi, basta cercare attenuanti. Noi, rispetto a una condizione di forte criticità quale è quella della raccolta dei rifiuti, anzi non della raccolta dei rifiuti, dell'abbandono di rifiuti, stiamo esprimendo un forte sforzo. Ora vorremmo che anche quei cittadini un po' più distratti facessero la loro parte. Duplice l'obiettivo. Quello di salvaguardare l'ambiente, 1, e 2, di poter risparmiare sulla Tari, perché si può avvalere della premialità già prevista dal nostro comune. Anche il centro comunale di raccolta di via Patanè Romeo è stato realizzato con fondi comunitari PON Metro. La struttura sarà aperta al pubblico da lunedì al sabato dalle 9:30 alle 15:30, domenica e festivi esclusi. Vuole aggiungere qualcosa, Sindaco? Solamente dire che io proprio questa mattina ho chiesto a chi gestisce il servizio che dobbiamo provare ad aprire la domenica, aumentare l'orario di servizio, perché è molto importante per dare l'opportunità a chi magari non ce la fa in quella fascia oraria più ristretta di raggiungere questo scopo. Devo dire che è stato un bel lavoro di squadra in cui politiche comunitarie, lavori pubblici e direzione verde hanno potuto sfruttare al meglio i fondi europei, a dimostrazione di come la nostra macchina su questo sia veramente efficiente. Quindi punta a aprirlo anche la domenica, questo è importante. Allora, è chiaro che è uno sforzo che deve compiere la ditta, ho detto che mi piacerebbe che lo prendessero seriamente in considerazione. Ce lo auguriamo naturalmente. Parliamo di viabilità, parliamo di via Santa Sofia, ne abbiamo parlato tante volte insieme con lei anche. Si cerca di correre ai ripari per fronteggiare il caos, eccolo qua, di via Santa Sofia. Ce ne siamo occupati, ripeto, anche con le ambulanze, che adesso vedete qui, questo va via veloce, grazie al cielo, ma tante volte sono rimaste intrappolate nel traffico, una cosa gravissima. Ora sono arrivati i primi New Jersey con percorsi intelligenti verso i parcheggi e intanto fioccano le multe. Sono stati 35 nelle ultime ore gli automobilisti sanzionati per aver lasciato la macchina nelle corsie riservate appunto ai mezzi di soccorso che devono entrare al Policlinico di Catania, non è che devono andare lì a sbrigare una pratica, devono andare al Policlinico, ecco. E questa è la risposta che lei aspettava, Sindaco, forse. Direttore, è uno dei tanti punti dolenti della nostra città. Il vice sindaco e il professore La Greca, grazie al geometra Donzelli e all'intero ufficio UTU, hanno trovato un rimedio per decongestionare il traffico e consentire un transito più veloce delle ambulanze. Ancora ci devono essere dei lavori da ultimare, come la realizzazione di alcune rotatorie, però in tutto questo è veramente frustrante. La scorsa notte noi dovevamo eseguire dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale. Non l'abbiamo potuto fare perché tutta l'area era stata riempita di automobili. Quindi non è tanto il fatto dei 35 verbali, perché sì, d'accordo, assumeremo 200 vigili, ma se i catanesi pensano che noi per avere ordine su via Santa Sofia, su via Patanè, su via Cosenza, al Faro Biscari e tutte quante le altre strade che sono terra di nessuno, abbiamo bisogno dei vigili, non basteranno 5.000. E allora mi piacerebbe che si comprendesse che una macchina in meno
non solo è un servizio che tu rendi alla comunità, puoi salvare una vita, ma stiamo parlando soprattutto di un'area in cui a 500 metri c'è un parcheggio gratuito per 1500 automobili. E allora io mi sto stancando un pochettino di questa indolenza, di questa pigrizia di chi ha bisogno di arrivare dentro il reparto con l'automobile. E laddove noi possiamo essere un po' più rigidi, non voglio utilizzare un'espressione esagerata, ma anche un pochettino più cattivi, temo che lo dovremo fare, fino a quando non impareranno che le regole devono essere rispettate. L'ultima cosa che le chiedo, Sindaco, ma come va in Consiglio Comunale? Abbiamo sentito che ci sono state un po' di frizioni ultimamente. No, vabbè, è una dialettica consueta all'interno del Consiglio Comunale, in particolare catanese. Ci sta. Alla fine tutto quanto si risolve con il buonsenso. Perciò sembra tutto quanto ricomposto, anche perché se noi lo compariamo con i momenti in cui si è manifestato, che è una seduta di consiglio in cui tutti quanti sono usciti dall'aula, alla seduta successiva erano tutti quanti presenti. Bene, ci fermiamo provvisoriamente, dopo avremo altri argomenti e soprattutto toccherà a voi. Vi ricordo 342 74 55 005 e la mail sicilia24focus@telecolor.it. Pochi minuti e siamo di nuovo con voi, con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora. Bentornati all'incontro con il sindaco, nostro ospite il sindaco di Catania Trantino. Sindaco, 2 mail che sono arrivate in mattinata, tarda mattinata, 14.05, 14.20, appena abbiamo dato l'annuncio al TG Sicilia, e riguardano entrambe, diciamo così, rumori molesti. Salve, no, cominciamo da questa, della prima. Salve signor sindaco, sono un'elettrice, una sua elettrice. Si chiama Pinuccia 28 MS. Vorrei gentilmente chiedere se fosse possibile fare maggiori controlli nei nuovi ristoranti di via Garibaldi Bassa, strada adesso chiusa al traffico, dove ogni porta, dice testualmente, si è trasformata in ristorazione fino alle 2, delle volte fino alle 3, e la musica fa tremare i vetri, soprattutto in 2 locali che non solo non rispettano l'orario, ma neanche il volume. E quest'altro dice: signor sindaco, può fare qualcosa per i locali in via Garibaldi, zona pedonale, prima di piazza Mazzini? Mettono musica assurda e c'è techno a volume altissimo tutto il giorno, fino alle 2 di notte, anche pausa pranzo. Poi dice in particolar modo 2 locali, eccoli là, che fanno passare la notte in bianco per il rumore eccessivo. Io mi devo confrontare venerdì con i ristoratori di un'altra via, per la quale ho pronta l'ordinanza per il divieto di musica, perché, vede, il problema, direttore, è molto semplice. Il ristorante dovrebbe essere un luogo in cui la gente va a mangiare. Per andare a mangiare avrebbe anche il piacere di respirare un'aria di convivialità e poter parlare con gli amici. Se invece sono un pretesto per mettere musica ad alto volume, non sono più ristoranti. E allora io fino adesso ho cercato un inquieto vivere. È chiaro che nel momento in cui non viene rispettato il diritto altrui al riposo e a vivere le proprie occupazioni, è chiaro che dovrò prendere dei rimedi energici ed estremi. Già noi stiamo predisponendo un'ordinanza in genere sulla movida che prevede il divieto di mettere musica dopo mezzanotte, ma in alcune strade, se dovessero esagerare con i decibel, non escludo di poter vietare la musica anche nel corso della serata. Terrà anche su via Garibaldi, quindi? Naturale. È chiaro, dico subito, che la capacità di controllo dipende sempre da quel famoso ingresso dei vigili che attendiamo con ansia, vivo solo per quel momento. Quanto manca? Ma guardi, se approviamo il rendiconto, che è in Consiglio Comunale, che dovrebbe essere approvato, se tutto va bene, già potrebbe essere approvato nei prossimi giorni, non escludiamo di perfezionare le assunzioni entro fine anno. Bene, cioè poco più di un mese. Sì, devo dire che la direzione personale e il dottore Ferraro sono stati bravissimi e ci stanno dando una grossa mano d'aiuto per raggiungere questo obiettivo. Poi chiaramente ci sarà bisogno del tempo di formazione.
Non ce lo vuole dire dov'è che vuole intervenire per primo per i rumori molesti? No, allora ho l'imbarazzo della scelta perché secondo i miei obiettivi io intanto all'inizio vorrei rinforzare le squadre amministrative che si occupano anche dei rumori molesti e la squadra ambientale che si occupa dell'abbandono dei rifiuti, potendo contare sul fatto che per la viabilità possiamo anche affidarci alle squadre di AMTS, visto che ci è consentito dall'ordinamento. Dopodiché, una volta che avremo cominciato questa operazione, vedremo i risultati e casomai normalizzeremo inviando più mezzi al... Ah, quindi anche le squadre AMTS possono intervenire? Sì, tant'è vero che su molte strade stanno facendo tanto. Perfetto, questo è importante da sapere. Vediamo ancora se ci sono messaggi. Allora, e soprattutto ricordiamo che con la firma del contratto di servizio con l'MTS, che è pronto per essere firmato, avremo la possibilità anche di mettere le ganasce nelle auto e tutte le soste sui marciapiedi a quel punto spero smetteranno. anche la MTS lo può fare? No, lo farà la MTS. Lo farà la MTS. Oh, ragazzi, lo sta dicendo il sindaco, quindi occhio. Allora, auto con logo del comune, blocca un passo carrabile in viale Mario Rapisardi. Sconcertante la risposta, a stare calma, in siciliano. Diciamo. Benissimo, siccome in questo caso deve stare calmo il tizio, il nostro dipendente, gradirei, se la signora ha fatto una fotografia, di mandarmela, perché eventualmente attiviamo un procedimento disciplinare. Perché grazie, una delle... No, direttore, a me dà fastidio che i nostri mezzi camminino anche in corsia preferenziale o nel ZTL o area pedonale. Quello che dico sempre, io chiedo scusa se sono ripetitivo, se non lo faccio io non ho mai preso una corsia preferenziale, non ho mai preso un'area pedonale, non ho mai preso una ZTL, perché lo devono fare le nostre auto? Alcune che sono in fase di controllo del territorio è normale che lo facciano, certo. Altri lo devono fare, ma soprattutto devono rispettare le regole anche nella sosta. Non è che si possono mettere in un passo carrabile, ma sono anche indulgenti, lo posso capire, sono flessibili, è un'emergenza, è una cosa di qualche secondo, stanno lì, visto che c'è l'uomo nel mezzo. Ma non è che si può permettere di rispondere a una signora che chiede di spostarla a stare calma. A stare calma. Comunque è importantissimo quello che ha appena detto, Sindaco, davvero. Grazie. Signor Sindaco, capisco Guardi, che... non ho idea di quanti ne richiami ogni volta, non è che... Immagino, posso immaginare. Capisco che è giusto i lavori di passaggio cavi, ma chi controlla il rifacimento delle buche che procurano questi passaggi cavi e che li lasciano da schifo, anche con strade riasfaltate da poco, vedi il viale Mario Rapisardi? Ma vorrei dire a questo lettore che mi accontenterei se fosse solo il viale Mario Rapisardi. Ho visto che è una situazione penosa, tant'è vero che io a Torino ho parlato con i responsabili di Enel che mi dicevano: ci devi segnalare tutte le strade che non sono state fatte o che sono state fatte male, su cui abbiamo compiuto lavori noi, perché certo. Non sempre Enel, può essere Enel, può essere Terna, ma tutti quanti pagano fior di soldi alle ditte che devono poi rimettere in pristino il mando stradale a regola d'arte. Invece ho visto che non si procede assolutamente. L'UTU aveva assunto un preciso impegno su richiesta del Presidente della Commissione Viabilità Giovanni Curia, ma impegno che ancora non mi risulta essere stato adempiuto, rispettato. Sono intervenuti su via Tomaselli, sono intervenuti su via 20 settembre, piazza Trento e Corsa Italia, ma io dovunque giro vedo delle strade che sono in condizioni penose, in cui già potremmo avere un grosso aiuto se intervenissero coloro i quali hanno effettuato i lavori per i sottoservizi. Lei ha la prerogativa per farglielo fare questo? Certo, è un obbligo contrattuale. L'unica cosa che se le strade sono larghe fino a 6 metri, loro la devono fare tutta. Oltre i 6 metri, mi spiegavano, devono fare solamente la parte su cui sono intervenuti. Dove hanno lavorato? Tranne in alcuni casi, perché per esempio in via 20 settembre e Corsa Italia abbiamo ottenuto graziosamente che ce la facessero tutta. Perfetto. Andiamo avanti con altri messaggi. Buongiorno signor Sindaco, perché non valuta in maniera seria di eleggere... No, ma dai, il signor Tonino De Mana come assessore con più nomine, ma è vero sto messaggio, sì, visto che i veri titolari sono miopi sulle problematiche della città. Adesso avete trovato il modo di far arrabbiare il sindaco. No, è un messaggio che ha mandato Tonino De Mana, chiaro, direttore. Se l'hai mandato lui. Ma andiamo avanti, poi vediamo che messaggi abbiamo ancora.
Non ci sono più messaggi? Sono Sì, come no, finiti? sì, no, c'è questo. Buonasera, quando sarà realizzata la rotatoria all'incrocio con via Vincenzo Giuffrida legata ai lavori quasi ultimati del piazzale Sanzio accanto? No, non viene realizzata. Originariamente, ricorda bene il signor Salvavasta, era previsto che venisse realizzata. Poi abbiamo fatto delle simulazioni con la facoltà di ingegneria, abbiamo visto che sarebbe stato un delirio perché si trattava di una rotatoria che immetteva traffico a 4 corsie proveniente da sopra su una strada, una corsia o laterale. Pertanto, infatti, i lavori di Piazza Michelangelo sono cominciati in ritardo perché sono i lavori che abbiamo chiesto di seguire al posto della realizzazione della rotatoria. Ecco. Quindi, in compensazione di quel che non viene fatto, abbiamo spostato i lavori di riqualificazione su Piazza Michelangelo, ripeto, perché non avrebbe funzionato. Avremmo creato un caos irreversibile con quella rotatoria. Adesso con questa nuova... Con questa nuova, di fatto non cambia nulla, l'unica cosa è che come work in progress ho chiesto di rendere quei semafori che ci sono in quell'incrocio fra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, dei semafori intelligenti che possano cioè tarare il rosso e verde in ragione dei flussi di traffico, perché per nostra fortuna, quando il traffico è importante a salire, cioè per chi viene da viale Sanzio, non è altrettanto ragguardevole a scendere per chi viene da via Vincenzo Giuffrida, e quindi possiamo giocare, per esempio la mattina è tutto quanto a scendere, durerà il verde di più in via Vincenzo Giuffrida, il pomeriggio o la sera che vanno a salire durerà di più su viale Sanzio. Ho chiesto di fare questo, adesso stanno predisponendo. Perfetto, questi sono un nuovo tipo di semafori questi qua. Non è un nuovo tipo di... No, c'erano anche da prima? Allora, non so se questi qua che ci sono possono essere tarati nel senso che ho chiesto, se li devono cambiare, però è chiaro che diventa importante per regolare il traffico. Perché delle volte sono eterni, scusi là. Sì, allora, eterni lo sono nella misura in cui dovesse esserci verde e non ci sono auto, ma difficilmente capita. Va bene, d'accordo così. Andiamo a vedere altri messaggi, per favore. Complimenti per le nuove isole ecologiche, ne parlavamo poco fa, ma non si potrebbe pensare di crearne una negli spazi in via Maria Santissima Assunta e via Stella Polare? Grazie, si firma anche Salvo Privitera, salutiamolo. Ha assolutamente ragione, tant'è vero che stiamo considerando questa opportunità perché abbiamo capito che i centri comunali di raccolta, cioè le isole ecologiche, sono una grande opportunità per i cittadini, e siccome noi abbiamo un'area comunale assolutamente inutilizzata, che è quella su via del Principe all'angolo con la via Toledo, là noi stiamo pensando di realizzarne una. Proprio lì dove dice il nostro ascoltatore? Sì, è a metà fra via Maria Santissima Assunta e via Stella Polare, c'è la via del Principe, quindi si realizzerebbe lì. Beh, ci siamo quasi. Vediamo ancora qualche altro messaggio o mail Eccolo qua, il sindaco è a conoscenza che l'ufficio Tarsu non risponde più al telefono dei cittadini, anche per una semplice informazione. Mi sembra assurdo nel 2024 e si firma Antonio. La conosco benissimo la questione, ma abbiamo sempre detto che questo è dipeso dal fatto che troppo personale è andato in pensione senza che si facesse il turnover. Ecco perché uno dei comparti che noi stiamo irrobustendo con questi concorsi, con queste assunzioni che speriamo di fare entro dicembre, è anche quello di ragioneria, con l'assunzione di decine di tecnici. Questo serve anche per dare delle risposte. Però una cosa che volevo dire a signor Antonio e a tanti altri, molte volte noi cerchiamo al comune le risposte che molto semplicemente possiamo ottenere attraverso l'applicazione Io, che viene poco usata dai catanesi. Lo dico io perché lo dico io, che ho usato io. Solo poco tempo fa. Ora magari sarà una cosa più specifica per cui il signor Antonio aveva bisogno di qualche cosa che non trova nell'applicazione, non trova in altro modo, eventualmente chiederei la solita cortesia, visto che oramai fate attività di servizio collaterale al comune, appunto da avere un assessore inspector in Tonino De Mana, se mandano il Facciamo messaggio... un servizio sull'applicazione Io, allora, dobbiamo farlo? Sì, io addirittura l'altra volta pensavo di farci anche un video, però in effetti è da far conoscere meglio. Ecco. Adesso poi magari se voi mi date il recapito di questo signore vedrò... A fine della trasmissione lo faremo senz'altro. Vediamo ancora, abbiamo quasi un minuto, facciamo l'ultima. Buongiorno sindaco, è vero che verrà ripristinato il quarto d'ora di cortesia? Qua è un po' una cosa, sono dolori sindaco, nella sosta sulle strisce blu. Per me non sono dolori perché è una proposta secondo me non praticabile, non percorribile. No? No, perché come si fa a dare il quarto d'ora di sosta, cioè come si fa a misurare
il quarto d'ora di sosta libera. Ci vorrebbe un operatore ogni 5-10 macchine, dovremmo assumere migliaia di operatori in più. Allora io posso capire nei momenti in cui diventasse una criticità insormontabile, ma oramai chiunque posseggia sulle strisce blu è dotato di applicazioni varie che permettono di pagare la sosta attraverso il telefonino, quindi non c'è neanche bisogno di andare a prendere il biglietto. Ecco perché secondo me è un problema postumale. Vale, la risposta è no, però le faccio questa domanda: è vero o no, Sindaco, che c'è un incremento, una intensificazione dei controlli che spesso si tramutano in multe? Certo, ma scusatemi, non mi potete chiedere cosa pensate di fare rispetto a quella condizione di degrado che è caratterizzata anche da sosti in doppia fila e poi eventualmente lamentarsi perché proviamo a fare rispettare l'ordine. Noi non facciamo rispettare l'ordine. Perfetto, chiudiamo con questo. Grazie al sindaco di Catania Tarantino. Grazie Ci potremo vedere mercoledì prossimamente? Penso proprio di sì. Grazie, grazie ancora, grazie a voi per averci seguito naturalmente. Adesso continua la programmazione della rete. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.